Bentornati al nuovo appuntamento con le previsioni meteo, giornate spesso caratterizzate da della nuvolosità sparsa, soprattutto domenica, mentre assisteremo a un rinforzo dell'anticiclone azzorriano da sud-ovest con l'allontanamento del fronte che ha coinvolto domenica il centro-sud con piogge e temporali sparsi. Ecco infatti tornare giornate stabili nel complesso soleggiate soprattutto durante le ore diurne, ma con la nota delle nebbie che risulteranno essere spesso frequenti sulla Val Padana al mattino e nelle ore notturne. Leggermente sopra la media le temperature, infatti potremmo toccare picchi di 18-19 gradi soprattutto tra mercoledì e venerdì, quando la fase anticiclonica sarà a pieno sulla nostra regione. Sulle Alpi l'unica nota incerta sarà mercoledì, quando assisteremo al passaggio di una saccatura sulla Germania. Avremo quindi nel tempo nel complesso stabile, quindi soleggiato per l'anticiclone tra lunedì e martedì, con appunto le nebbie sulla Val Padana, stabile al centro-sud, ed ecco il fronte atteso proprio mercoledì che riuscirà a coinvolgere soprattutto i Balcani, mentre il Veneto e il Friuli verrà sfiorato da questo passaggio, le Alpi risentiranno di qualche nevicata sotto i 2000 metri, mentre poi l'anticiclone continuerà ad instaurarsi sul Mediterraneo portando tempo stabile. Ma ecco da giovedì formarsi un vortice sul nord Europa che potrebbe venerdì sfondare verso sud-est portando un netto calo termico soprattutto al nord-est, per l'appunto sui Balcani ancora una volta molto coinvolto il versante adriatico proprio per l'arrivo di queste correnti instabili, che saranno instabili proprio solamente sui Balcani e poi sulle zone adriatiche centrali, quindi insomma verremo sfiorati da questa ondata di maltempo che si concentrerà poi, come notiamo da questa grafica, soprattutto sulla Grecia e sul Mediterraneo orientale. Ancora quindi poche chance per le piogge in vista nel lungo termine, ma per maggiori dettagli rimani come sempre aggiornato.